mettiamola così. Comunque, cos'è, un uccellino quello? Eh sì. Sul sasso si è messo. Chissà cosa sta aspettando. Comunque devo accendere anche il fuoco. Franzi mi ha portato la spesa dall'Eurospin. Devo accorciare anche le unghie, le avevo appena accorciate ma sono già cresciutissime e ho paura che si rompano, quindi le accorcerò di sicuro. Qui ho la spesa, che non è tanta, Gli ho detto prendi qualcosina se vedi che ti interessa. Adesso devo disinfettare il tutto, chiaramente, e niente. Che è una rottura di palle dover disinfettare tutto ogni volta, però ormai si fa, bisogna. Basta, non ho altro da raccontarvi al momento, quindi preparo la tavola, poi vado a fare quel lavoro della spesa. Tra un po' sarà ora di spostare il computer nell'altra stanza e basta. Pepe, la cuccia è lavata e non vanno più sopra a dormire. È profumatissima, è buonissima, sa di pulito, non vanno più a dormire. Anche quella sa di pulito. Vero Panna? Panna? Ciao. Hai fame, vero adesso? Sì. Sì, questa è l'ora clou della pappa. Questa è l'ora della pappa. Dov'è Pipo? Dov'è Pipo? Cerchiamo Pipo qua. Ah, eccolo. Ciao. Eccolo qua. Dove vai, bistecchino? Pipo? Ah, il pecorino romano. Vieni qui. Avete fame? Che hai fame? Ah, vuoi la pappa? Pappa? Sì, la pappa, la pappa, Panna, la pappa. Pippo, la pappa? Sì, andiamo a mangiare la pappa. Andiamo. Sapete cosa devo fare però? Mi serve una paletta secchiera. Oddio mio, sono bollente. Comunque, bollente, ma in realtà non ho così tanta febbre, perché ricordiamoci che questa non è febbre ma è febbericola, neanche. Cosa sto facendo? Perché ho aperto qui? Devo mettere l'olio. E si può tranquillamente non mettere olio nella friggitrice ad aria calda, che non è una friggitrice, è un forno. Consuma meno del forno perché lo spazio che deve riscaldare comunque è molto ridotto, e devo dirvi che io mi sto trovando molto bene. Sì, questa è grande, però comunque un po' d'olio consigliano di metterlo in ogni caso, non bisogna metterne quantità industriali assolutamente, perché le patate comprate comunque contengono già olio di loro e anche contengono già sale, però sono anche poche. Vabbè, ci metto un po' di condimento per patate, che non so dove sarà. Patate, metto questo, solo che questo mi è pesante, ma ho solo questo qua della cannamela, se no devo mettere sale e spezie. Faccio prima mettere questo qui. Questo mi è un pochino pesante, adesso sbatto la testa e io circa ogni 5 minuti apro, tiro fuori il cassetto e mescolo le patate, insomma, perché in forno non le mischiavo mai, invece con questa friggitrice bisogna mescolarle un po' di volte, insomma, ogni 5 minuti più o meno. È un lavoro da fare. Ecco qua. E poi penso farò cotolette stasera. Ecco, tanto le patate e le rimetto e quella riparte. Il tempo e la temperatura rimangono in memoria, quindi siamo a posto. Ecco. Boh, io con questo chiudo qua. Cioè, chiudo qua e mi faccio le mie robe, se no non vado più avanti. Domenica 19. Sto prendendo un po' di sole alla schiena, un po' di vitamina D. L'altro ieri ho
comprato il lettino prendisole, infatti le temperature adesso scenderanno, tornerà brutto tempo. Vabbè dai, almeno ce l'ho per l'estate, lo metterò qua fuori, eventualmente anche giù in giardino, ma insomma penso mi metterò qua sempre. Franzi sta guardando la TV e io appunto mi prendo un po' di sole. Sì, non sono in costume, sono in canottiera e basta. Mi sono comprata le scarpe, le Adidas Stan Smith. Sono contenta perché sono le mie scarpe preferite in assoluto, tra tutte. Quelle sono le mie preferite, le Adidas le trovo veramente comode. Spero saranno ancora comode, cioè nel senso, io le ho usate per tanti anni, però queste effettivamente da nuove saranno un pochino scomode. Pepe? Cosa c'è? Guarda che bello che è il mio Bobby. Bobby. Guarda, puzza di piedi. No. Voleva giocare col piede. No, adesso c'è la fissa della coda. Pepe? Ciao. Mimma. Cosa? Hai fame? Ah, hai fame? Sì. Hai fame? Andiamo che hai fame. Sì. Sì, sì. Sono qui in relax, vi sto misurando la febbre, quindi sono bella ferma e sul letto. Il tempo è decisamente cambiato perché è tutto nuvolosissimo adesso, però fa caldo fuori, c'è un bel clima, una bella temperatura. E sì, mi vedete così, ma l'ho appena messa la maglia in realtà perché avevo di nuovo freddo. Io ho freddo e caldo di continuo, quindi ho fatto un po' di cose, ho già lavato i piatti, come si dice, sì, ho praticamente, no? Cosa ho fatto? Ah, ho piegato tutta la biancheria asciutta e ho messo via tutto. E ho sistemato un pochino il mio armadio perché era un disastro. Buongiorno. Sono un po' con la luce bruciata, vabbè. È tutto bruciato qua, vabbè. Martedì 21 e sono di nuovo qua. Non chiedetemi cos'è questa roba, credo sia un brufolo. Non lo so, ne ho alcuni qua, in questa zona qua. Era tanto che non mi venivano. Si vede che non sto bene. E infatti qua sono venuti fuori dei brufoletti, ma sono piccoli piccoli. Ho chiamato prima il medico per fare le analisi del sangue, perché da domani finalmente sarò libera di uscire di casa.
e oggi chiederò anche per fare il secondo tampone, perché teoricamente se ne devono fare 2. E invece a me mi hanno sbolognata, visto che il primo era negativo, basta. Io vorrei fare anche il secondo e essere sicura che anche questo risulti negativo. Poi ho chiesto anche del test rapido, ma ha detto che a fini diagnostici non è valido. Ci sono pareri contrastanti anche su questo, sia sul tampone sia sul test rapido, per cui non lo so. Quello più valido è comunque il tampone. Boh, stiamo a vedere, dai. Devo ancora fare colazione perché sono stata al telefono con mia nonna. E ho chiamato anche l'altra mia nonna, ma non mi ha risposto. Quindi ne ho sentita una. Credo che questo sia Pepe al bagno. Cioè, non è possibile. Ma io potrei fare dei video così, con lo sfondo così, senza l'asciugamano. Cosa dite? Vi può piacere come magari un po' sistemata, coi capelli fatti, ma vi può piacere come sfondo questo? Magari io mi metto qua a fare video. Sono anche comoda perché ho cambiato la cover al telefono e questa qui non scivola, quindi riesco a appoggiarlo un po' ovunque. Sono contenta che vi sia... mamma, ho sbattuto la porta. Che vi sia piaciuto il video, il vlog di ritorno. Guardate, gli alberi hanno iniziato a fiorire. E anche il pero qua è super fiorito. Vabbè, l'avete già visto. Non ci avevo pensato. I chip continuano a mangiare la pappa. Guardate questo. Mangiano anche questa pallina. E anche la via ne ho messa una. Ho messo ovunque. Vabbè, oggi appunto è nuvoloso, ma non è tanto freddo. 10, 11, 12, quasi 13 circa. E boh, dai. Niente, domani, visto che devo andare a fare le analisi, ne approfitto perché sono vicina e vado a fare la spesa. Io, di persona, finalmente, sì, non vedevo l'ora. Perché veramente, vi ho detto anche nell'altro video, povero Franz, io non ce la fa più. Ah, ho rimesso il computer qui, sono contenta.